Oggi seconda tappa, 152 km che separano Palma di Montechiaro da Caltanissetta. Domani è il turno con un altro comune dell'Agrigentino, Realmonte. Il comune di Agrigento, il consorzio universitario al lavoro per Agrigento, capitale della cultura. Trovato cadavere in acqua al porto di Porto Empedocle, pitbull aggredisce 2 fratellini, applicati punti di sutura, 6 auto a fuoco nella notte. L'associazione Acquarinto organizza incontro sull'incidenza di questo fenomeno nel territorio, l'intervento dell'assessore regionale Scavone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del Giro di Sicilia, seconda tappa, oggi a Palma di Montechiaro verso Caltanissetta per complessivi 152 km. Grande entusiasmo nella città del Gattopardo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via il Giro di Sicilia di ciclismo per il presidente della regione Musumeci, un'occasione per promuovere i nostri tesori e dare un ulteriore impulso al turismo. C'è Vincenzo Nibali che cerca il bis, Damiano Caruso che per la prima volta nella sua terra si misura in una prova a tappe. È scattato ieri infatti il Giro di Sicilia, una competizione rinata grazie alla collaborazione effettuata tra la regione siciliana e la RCS Sport, che fino a venerdì di questa settimana vedrà il grande ciclismo dare spettacolo nell'isola a meno di un mese dall'arrivo della carovana del Giro d'Italia. Sono 662 chilometri per quasi 10.000 metri di dislivello su percorsi misti che culmineranno nel gran finale alla conquista dell'Etna con la scalata e l'arrivo in quota sul versante nord del vulcano a Piano Provenzana. Grazie a queste manifestazioni, ha affermato il presidente della regione Musumeci, si valorizzano ulteriormente i piccoli e grandi centri della Sicilia, facendo apprezzare la nostra regione in tutto il mondo e spesso dando anche la possibilità di scoprire letteralmente le località meno note. Continuiamo anche attraverso questi eventi internazionali a promuovere le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche di questa terra ricca di tesori racchiusi tra il mare e le aree interne per dare un ulteriore impulso all'economia turistica e al suo indotto. Ieri la prima delle 4 tappe della competizione che è partita da Milazzo con arrivo in volata a Bagheria. A contendersi la maglia giallorossa ci sono stati Nibali, Caruso, Pozzovivo, Luis Megent, Diego Rosa, Jefferson, Cepeda, Ellison. Ma non si escludono sorprese tra gli altri cacciatori di tappa. Oggi la tappa entra nel vivo nella nostra provincia di Agrigento. Interessata la città di Gattopardo, Palma di Montechiaro, dove da piazza Santa Rosalia inizierà il circuito fino ad arrivare a Caltanissetta per un totale di 152 km, l'arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Soddisfatto della tappa odierna che vede proprio la sua città, Palma di Montechiaro, protagonista dell'evento sportivo che accende i riflettori sulla città con un'ampia diretta della Rai Sport, raggiante il sindaco Castellino che ha ringraziato il presidente della regione per l'attenzione che ha dimostrato verso la città palmese, che a detta appunto dello stesso danno più consapevolezza del grande lavoro svolto in questi anni. Un ringraziamento è stato fatto dal sindaco Castellino anche agli assessori Marco Falcone e Maglio Messina per la collaborazione svolta nei confronti della sua città. Domani la tappa ciclistica interesserà ulteriormente la nostra provincia con la terza tappa che partirà da Realmonte fino a Piazza Armerina per un tracciato di 171 chilometri. Ieri sera alle 21 circa è stato trovato il cadavere di un uomo al porto di Porto Empedocle. Si tratta di Salvatore Caruana, pensionato 72enne. I familiari avevano denunciato la sua scomparsa proprio la mattina di ieri. Ad avvistare il corpo sono stati alcuni pescatori. Sul posto i carabinieri e la capitaneria di porto per recuperare il cadavere dal mare. Da una prima ricostruzione si ipotizza che l'uomo possa essere caduto in mare a causa di un malore e poi deceduto per annegamento. Le indagini sono in corso. Il Comune e il Consorzio Universitario di Agrigento sono al lavoro a sostegno della proposta di Agrigento, capitale della cultura 2025. Arturo Cantella. Presidente, un progetto ambizioso, Agrigento, capitale della cultura 2025, oggi il Consorzio Universitario si fa capofila di questo progetto, diversi partner, insomma pochi mesi per presentare la candidatura e il dossier.
Desidero precisare che noi non siamo il soggetto capofila. Noi abbiamo avuto il piacere, l'onore e il privilegio di considerarci iniziatori di questo percorso, perché il soggetto capofila, nel rispetto di una legge nazionale, è e sarà il sindaco di questa città. Noi, in funzione anche di quello che è il nostro mandato statutario, per la crescita che abbiamo riscontrato nel rapporto con le istituzioni, abbiamo ritenuto doveroso tributare Agrigento, riconoscere ad Agrigento quel tributo che le istituzioni devono pagare con un interesse, un'azione, una passione ed un entusiasmo che deve portare alla piena valorizzazione delle meraviglie che questo territorio, non solo Agrigento città, esprime. L'occasione che viene offerta dal bando per Capitale Italiana della Cultura, lo preciso per il 2025, è particolarmente ghiotta, perché oltre a mettere al centro della realtà europea una città dalle potenzialità infinite, può servire da volano, può servire da stimolo per creare quelle infrastrutture che attualmente mancano e che per l'occasione potrebbero essere realizzate. Quindi questa è un'occasione per coniugare la valorizzazione artistica e paesaggistica del territorio e anche per creare le precondizioni per uno sviluppo strutturale di questo meraviglioso territorio. Presidente Lamendola, lei ha dato il suo contributo attivo affinché questa iniziativa possa partire con dei consigli importanti anche da un punto di vista urbanistico. Senza dubbio noi siamo lieti di dare il nostro contributo per Agrigento, città capitale per la cultura italiana. Siamo però convinti che Agrigento debba fare qualcosa di più che diciamo, presentare i propri gioielli come le proprie emergenze ambientali, il proprio terreno fertile dal punto di vista culturale rappresentato da scrittori di altissimo livello come Pirandello, Sciascia o Camilleri. Credo che debba andare oltre alimentando una serie di percorsi complementari che ci possano consentire di presentare una candidatura con una città pulita che superi l'emergenza rifiuti magari alimentata da mancato buonsenso civico di una parte dei cittadini che magari vanificano il lavoro svolto dalla pubblica amministrazione. Bisognerà puntare poi sulla rigenerazione urbana del centro storico che non può presentarsi così abbandonato nel degrado, perché noi sappiamo bene che quando il centro storico non funziona vi è il rischio che vengano perdute le radici culturali di una comunità. Quindi se parliamo di cultura, come prima cosa dobbiamo diciamo, consolidare le nostre radici culturali. Poi è necessario avviare una serie di iniziative culturali che possono essere rappresentazioni teatrali, musicali, storico-artistico e così via di seguito. E poi infine una cosa che è molto importante, credo che la città debba investire anche in educazione nei confronti dei propri residenti sul senso estetico della città. Cioè, faccio un esempio, quelle saracinesche chiuse e abbandonate in via Atenea non ci fanno fare una bella figura dinanzi ai turisti, o per fare un altro esempio i vasi di fiori che l'amministrazione pone lungo i viali, magari secchi, danneggiati, vandalizzati, non ci fanno fare una bella figura, o ancora non ci fanno fare una buona figura neanche quei terreni privati che non vengono recintati adeguatamente, quindi magari poi diventano delle vere e proprie discariche, quindi dobbiamo riconquistare un po' anche il senso dell'estetica. Un'importante riunione oggi al fine di mettere su un partenariato per Agrigento Capitale della Cultura 2025 con diversi partner che oggi discuteranno appunto le prime linee guida sul progetto. Sì, oggi è una prima riunione e ovviamente il
protagonista principale è il Comune di Agrigento, perché è il Comune titolato a presentare il progetto, che però si è affidato al Consorzio Universitario per svolgere un ruolo di coordinamento rispetto a tutte quelle bellissime realtà che sono presenti nel nostro territorio e che in questo progetto vanno coinvolte per mettere su appunto idee, contenuti che faranno parte poi di un progetto complessivo che sarà presentato nel mese di giugno. Speriamo questa volta di potercela fare, ci sono tutte le condizioni perché questo avvenga. Avvocato Taibbi, presente a questa prima riunione oggi qui al Consorzio Universitario di Agrigento per un progetto ambizioso che è quello di Agrigento, Capitale della Cultura 2025. Sì, come FAI, come società civile abbiamo sempre creduto a questo progetto, tanto che ci siamo permessi di coinvolgere il Comune. A quel tempo c'era la dottoressa Giammanco, non avevamo neppure il sindaco nel 2015, perché potessimo partecipare. Con coraggio abbiamo partecipato, poi siamo riusciti a entrare con l'amministrazione Firetto, quella successiva, siamo riusciti a entrare tra le prime 10 e quindi è il momento per il 2025 di riproporci e magari questa volta possiamo farcela, e comunque se anche non ce la facciamo sicuramente si crea questo movimento attorno al nostro patrimonio. Dobbiamo pensare per esempio che Parma, che ha partecipato, ha poi visto valorizzare il proprio turismo e il movimento culturale del 40%. Noi abbiamo da investire sul patrimonio storico-artistico e paesaggistico e adesso anche sull'ambiente, e il FAI ovviamente lo fa per la sua parte, e quindi sicuramente può essere un vantaggio. Quindi invitiamo un po' tutti i cittadini, ma anche tutta la provincia a dare il proprio contributo, perché solo uniti si vince, associazioni e istituzioni insieme. Nelle campagne tra Ioppolo Giancazio e Aragona un cane, un pitbull, si è intrufolato in un appezzamento di terreno e ha assaltato delle galline e poi ha ferito due fratellini di 9 e 11 anni sul posto insieme ai genitori. Il tempestivo e rischioso intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. I militari hanno bloccato il cane, che è stato poi affidato al personale del centro di recupero cani randaggi di Siculiana. I due fratellini sono stati soccorsi in ospedale, gli sono stati applicati dei punti di sutura. I carabinieri indagano alla ricerca del proprietario del cane. Operazione Social Bamba a Palermo e San Mauro Castelverde, 6 provvedimenti cautelari a vario titolo per detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e rapina. I dettagli nel servizio. Rapina in concorso aggravata dal metodo e dalle modalità mafiose, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e rapina. A Palermo e San Mauro Castelverde i militari del nucleo investigativo, del reparto operativo del Comando Provinciale di Palermo e delle compagnie di Cefalù e Petaglia Sottana hanno dato esecuzione a 6 provvedimenti cautelari, 4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, emessi all'ufficio del GIP presso il Tribunale del capoluogo siciliano su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. L'indagine rappresenta lo sviluppo investigativo di alcuni elementi indiziari di una più ampia attività che aveva portato all'emissione del provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di 11 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento dei beni, corruzione, violenza aggravata, furto aggravato e danneggiamento, emesso dalla DDA di Palermo ed eseguito nel giugno del 2020, che aveva consentito di disarticolare la struttura mafiosa attiva nel mandamento di San Mauro Castelverde e di cristallizzare un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti di vario genere ed operante nell'area della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Secondo il provvedimento cautelare sussistono gravi indizi in ordine all'operatività di una serie di soggetti dediti mediante la commissione di numerose singole condotte illecite connesse alla cessione di sostanze stupefacenti e caratterizzate alla spiccata pervasività commerciale con un'attenzione maniacale alla fidelizzazione dei clienti assuntori, effettuando anche servizi di consegna a domicilio dello stupefacente in modo da avere una lista particolarmente estesa di acquirenti fidati. Alla commissione di specifiche condotte di rapina ed estorsione messi in atto da più indagati in momenti diversi e finalizzate all'acquisizione di alcuni farmaci veterinari per la cura di bestiame in danno di un agente di commercio, aggravata dal ricorso a metodo e modalità mafiose al fine di agevolare soggetti del mandamento di San Mauro Castelverde e in un altro caso al recupero di somme di denaro da un cliente assuntore poiché insolvente verso gli spacciatori che gli avevano fornito la droga.
Notte di fuoco tra Racalmuto e Grotte, dove ben 6 automobili sono state inghiottite dal fuoco. In corso Garibaldi sono state 2 le vetture a prendere fuoco nei pressi della scuola Pietro D'Asaro. Un'altra auto è stata incendiata in piazza Barone e una quarta in via Spina. A Grotte invece il rogo si è verificato in via Madonna delle Rocche, dove le auto coinvolte sono state 2. La contemporaneità dei gesti potrebbe far pensare ad una non casualità degli eventi. L'incidenza del capolarato nel territorio. L'associazione Acquarinto organizza incontro a Racalmuto, in prima linea nel contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura anche il progetto Supreme, finanziato dalla regione siciliana con fondi dell'Unione Europea. I dettagli nel servizio. Il Comune di Racalmuto, l'Associazione Culturale Acquarinto, in collaborazione con i referenti provinciali di Agrigento e Caltanissetta del progetto Supreme, hanno organizzato ieri presso la sala del Consiglio Comunale di Racalmuto un seminario dal tema l'incidenza del caporalato e il territorio e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e come rispondere alle nuove esigenze e quali forme di sostegno garantire alla nuova fase migratoria, quindi riflessioni sulle azioni di prevenzione e di contrasto. Il sindaco di Racalmuto Maniglia, la dirigente responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali Salemi e l'assessore al ramo agro intendono così porsi come soggetto attivo in collaborazione con l'Associazione Acquarinto di Agrigento, che è stata individuata quale soggetto gestore del Polo Sociale Integrato per l'integrazione sociale ed economica dei cittadini stranieri San Calò, finanziato nell'ambito del programma Supreme, regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate, finanziato dai fondi AMIF Emergency Fund della Commissione Europea. Tale servizio si porrà come riferimento e polo catalizzante nella gestione dell'emergenza profughi ucraini, che anche nella nostra provincia sta registrando livelli molto significativi. Noi come paese siamo un paese che l'agricoltura negli anni ha dato tante risorse, un'agricoltura che nel tempo comincia a impoverirsi per la mancanza di personale, per la mancanza di tanti giovani che si vogliono occupare di questo settore. Gli agricoltori che vogliono mantenere vive le loro aziende soffrono molto spesso nella ricerca di personale e quando questo personale lo si trova molto spesso è un personale che proviene da altre realtà. È giusto dare risalto a queste testimonianze e far sì che questa terra, la terra siciliana, non venga a essere abbandonata, perché se c'è una cosa che non ci mancherà mai è il sole, il nostro territorio, la nostra agricoltura merita di essere valorizzata e noi dobbiamo attenzionare proprio queste realtà. Racalmuto è al centro dell'accoglienza, è già un centro accoglienza che gestisce con la collaborazione dell'Associazione Acquarinto da diversi anni. Sì, diciamo che ormai si sono integrati, noi abbiamo testimonianze della loro presenza, della presenza degli extracomunitari già da un ventennio e in questi 20 anni molti nostri concittadini hanno socializzato, hanno creato l'accoglienza che loro meritavano. C'è un'integrazione che è reale, quell'integrazione che consente ai piccoli paesi come quello nostro di mantenere ancora una certa popolazione. Lo spopolamento che avviene nelle realtà siciliane è uno spopolamento che può essere limitato anche dalla presenza di questi extracomunitari che popolano, che danno manforte ai nostri agricoltori e quindi è giusto che quell'integrazione che molto spesso si dice nei giornali, che si manifesta con le parole, oggi venga concretamente messa in realtà e messa a frutto. È prevista anche una mediatrice culturale e linguistica proveniente dall'Ucraina, quindi un paese che magari fa accoglienza anche in questo senso, la farà insomma per chi vuole recare qui a Racalmuto. Sì, noi siamo riusciti a instaurare un rapporto con l'Ucraina, non ci dobbiamo dimenticare che uno dei consulenti del sindaco di questo comune è il professor Danilo Tanco, che è ucraino e che in questo momento sta servendo la propria patria e quindi è distante da Racalmuto. Attraverso questi contatti noi siamo riusciti ad avere delle famiglie che hanno
sono dovute scappare dal loro territorio e abbiamo dato loro accoglienza, quell'accoglienza che non mancherà mai nel nostro paese, che è un paese culturale, un paese che vuole promuovere il territorio ma che dà anche ospitalità a coloro i quali in questo momento stanno soffrendo e fuggono dalla guerra. Siamo qui invitati dall'amministrazione di Racalmuto che vuole in questo momento dare un proprio contributo come sempre nei percorsi di integrazione e uniamo due momenti particolari del progetto Supreme, l'emersione del lavoro nero nel caporalato e quindi con tutte le conseguenze che quelle povere persone ridotte in schiavitù e in condizioni davvero drammatiche che lavorano e l'emergenza ucraina dove in questo momento grazie agli interventi della Regione Sicilia siamo stati individuati come polo territoriale, antenna territoriale per l'emergenza derivante dalla guerra. Quindi, fattivamente come si snoderà il percorso? Abbiamo in questo momento istituito un servizio di mediazione culturale per quanto riguarda l'emergenza ucraina, il servizio è già operativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì e servirà a dare una mano d'aiuto per le persone che in questo momento sono presenti qui. Chiaramente tutti gli ulteriori interventi che poi via via saranno programmati dalla Regione Sicilia ci vedranno in prima linea per la diffusione e le opportune informazioni. Il servizio da quali elementi è composto? Il servizio, oltre alla mediazione culturale, prevede degli interventi specifici nei settori ovviamente dell'area sociale, dell'area psicologica. Sappiamo bene che queste persone vivono un momento particolare in cui magari hanno lasciato i propri parenti, i propri beni, i propri cari sotto diciamo, le bombe in una situazione sicuramente drammatica, per cui è importante questo supporto. Poi evidentemente la presa in carico delle persone riguarderà l'organizzazione più generale dei servizi di accoglienza sulla quale si muovono ovviamente le istituzioni. Il nostro sarà un supporto specialistico per le persone che avranno, auguriamo pochi, ma sicuramente dei bisogni molto particolari. Ricordiamo che l'associazione Aquarinto è da sempre presente qui a Racalmuto con un proprio centro SIA. Sì, esattamente, Racalmuto ci ha visti tra i primi ad aprire una struttura di accoglienza, il centro di seconda accoglienza San Calogero, che negli anni 2000, proprio all'inizio degli anni 2000, ha rappresentato il primo esempio di integrazione e da allora Racalmuto non ha mai dato come dire, continuità e interruzione al proprio intervento, ospitando da sempre profughi e persone bisognose di aiuto che arrivano dal mare. In questo momento ovviamente abbiamo anche l'esigenza di attrezzarci per la nuova emergenza e quindi spero e credo che a breve anche Racalmuto potrà dare il proprio contributo nell'accoglienza e nell'emergenza degli ucraini. Diciamo che è un impianto ben riuscito, insomma un'accoglienza, un'integrazione che va avanti qui a Racalmuto da sempre. Sì, sicuramente su Racalmuto devo dire che nell'ambito provinciale, dopo il comune capoluogo, è la struttura più presente da questo punto di vista e noi anzi da lì abbiamo preso le prime armi e come associazione Aquarinto sicuramente dobbiamo dare molto alla cittadinanza che da sempre ci ha ospitato e continua a ospitarci in maniera assolutamente dignitosa e meritevole. La giornata di oggi è veramente importante e dimostra l'attenzione che il Comune di Racalmuto ha mostrato nei confronti dell'Ufficio Speciale Immigrazione diretto dalla dottoressa Michela Bongiorno e dal dottor Severino Richiusa nei confronti del progetto Supreme. È un progetto particolarmente importante che si occupa del contrasto allo sfruttamento dei lavoratori nel comparto agricolo e del contrasto forte nei confronti del caporalato. Peraltro quest'oggi a Racalmuto, oltre a relatori veramente autorevoli, all'attenzione delle istituzioni, sono presenti i rappresentanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e il comandante della Guardia di Finanza. Abbiamo avuto l'onore, il piacere e il privilegio di accogliere l'assessore regionale Antonio Scavone, che pur avendo un impegno in giunta regionale è voluto passare qui a Racalmuto e ha registrato proprio davanti alla casa comunale un intervento che avremo il piacere di proiettare nel corso dei lavori.
Come dicevo, ringrazio il sindaco per la sensibilità, l'assessore Paolo Agro, la dirigente dei servizi sociali Yolanda Salemi e anche l'associazione Aquarinto nelle persone del dottore Agnello ed Avanzato, che hanno consentito che oggi si potessero svolgere i lavori in quest'aula consiliare. Ecco, in questo momento particolare il nostro sguardo, il nostro pensiero purtroppo va alla gente dell'Ucraina. Anche in questo senso voi fate accoglienza? In questo senso l'Ufficio Speciale Immigrazione è impegnato ed ha raccolto una serie di adesioni di tutti gli enti locali proprio per registrare quali disponibilità potessero esserci nell'accoglienza, e in questi termini la sensibilità dell'Associazione Aquarinto si è mossa e ha fatto sì che oggi sia presente qui una mediatrice interculturale ucraina che si metterà in collegamento con delle associazioni in loco che si stanno impegnando in favore dei profughi migranti. L'ultima notazione mi si consenta: oggi c'è il piacere, l'onore e il privilegio di registrare tra gli interventi anche quello di Don Carmelo Lamagra, che è stato per tanti anni l'arciprete di Lampedusa e che da qualche mese è arciprete di Racalmuto e porterà a questi lavori il suo preziosissimo e sentito contributo. Sono pronta ad aiutare gli ucraini che sono in situazione un po' non proprio bella qui in Italia, per tradurre, per fare conoscere le leggi, come muoversi, come ottenere i documenti, se ci sono problemi legislativi, qualsiasi, se qualcuno ha bisogno lo psicologo, qualsiasi problema che si può risolvere allo sportello, sono pronta ad aiutare e accoglierli. Avete già delle testimonianze qui a Racalmuto? Avete delle persone che già fate accoglienza? A Racalmuto ancora no, però prima lavoravo a Roma e lì veramente ci sono tantissime testimonianze e ho fatto un bellissimo percorso. Ecco, come si vive questo momento purtroppo da chi sta fuori? Questi filmati che in continuazione arrivano, bombardamenti sulla gente, sulle persone, su tutto. Si vive con tantissimo dolore e piuttosto si vive con tantissimo dolore accogliendo le persone che sono qui, perché le persone che non vengono come i turisti ma vengono veramente con un animo spezzato. Sei fiduciosa che possa finire presto? Certo, io credo, deve finire. E di questo Zelinskij cosa ne pensi? Un presidente che fa il suo ruolo in questo momento e comunque bisogna appoggiare, perché se non appoggiamo Zelinskij che fine dovremmo fare? Ancora pensiamo di dover essere bisognosi di manodopera, anche quando parliamo e vogliamo sembrare buoni, diciamo sì, ma l'Italia ha bisogno dei migranti, come se ci fosse da importare solo manodopera. Allora credo che il punto di vista di partenza per evitare conseguenze come quella dello sfruttamento sia riacquistare un senso di uguaglianza, un senso di parità. Lo stiamo purtroppo, grazie alla guerra, ritrovando con l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Io ricordo sempre che la Sicilia è terra di accoglienza e di legalità. Che fosse terra di accoglienza ce l'hanno insegnato i cittadini di Lampedusa, accogliendo a mani nude i primi migranti quando il governo nazionale, il governo europeo si girava dall'altro lato. Che è terra di legalità lo dobbiamo dimostrare noi. Da quell'esperienza è partito un grande progetto che ha messo la Sicilia insieme ad altre quattro regioni del Mezzogiorno. Le 5 regioni coordinate hanno iniziato un'attività che ha dimostrato alla Commissione europea, per dichiarazione del suo dirigente generale proprio di venerdì a Catania,
che le politiche di accoglienza nei confronti degli immigrati si possono fare, e la Sicilia lo ha dimostrato. Siamo partiti con Cassibili, che era un'indecenza internazionale, abbiamo continuato in provincia di Ragusa, poi a Messina e poi a Trapani, dove nella cementeria per un incendio delle cartacce che in qualche modo accoglievano questi nostri fratelli frontalieri del Mediterraneo ci fu anche il morto. Abbiamo iniziato una serie di politiche di accoglienza, di tutela, fondamentalmente nei confronti dell'azione più spregevole, che è quella del caporalato e di chi si approfitta di questi lavoratori per le nostre campagne. È partita da lì, ripeto, una dimostrazione importante che fa della Sicilia in questo momento la regione non solo del nostro paese, ma in Europa, che ha ridotto i fenomeni del caporalato. Siamo arrivati oggi ad Agrigento, dove ad Agrigento e Caltanissetta è in corso l'iniziativa anche qui per attuare le politiche nei confronti ripeto, di questi lavoratori, ma fondamentalmente per la RELAC, cioè l'agricoltura di qualità. Cos'è l'agricoltura di qualità? Noi chiediamo agli imprenditori e insieme ad essi, a tutte le forze, a partire dal mondo del terzo settore e del volontariato, di essere presenti in fenomeni che hanno caratterizzato purtroppo la nostra agricoltura. Contro il caporalato si può agire, lo hanno dimostrato le pratiche che abbiamo fatto affittando i van in provincia di Trapani, facendo la stessa cosa a Ragusa, costruendo le cittadelle per gli immigrati nella zona di Cassibile. Si parte adesso anche a Caltanissetta, ad Agrigento, sperando che i lavoratori agricoli, le imprese agricoli, a partire da quelle di Racalmuto, dove oggi si svolge questo convegno importante, abbiano la sensibilità di comprendere che non solo è giusto, è corretto, è etico rispettare i lavoratori, ma è anche utile, perché noi insieme alla iscrizione nella rete agricola di qualità stiamo varando un bollino, il bollino etico, il bollino della legalità, per dimostrare appunto che la Sicilia non è solo terra di accoglienza, ma è anche terra di legalità, proprio per promuovere commercialmente i prodotti che sono stati come dire, prodotti nel rispetto del biologico, della legge, della natura e fondamentalmente dei lavoratori. Buon lavoro agli amici del Racalmuto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Aumento IRPEF bocciato al comune di Palermo. Orlando chiede l'aiuto del governo per evitare il dissesto. Vediamo. La città corre sempre più verso il dissesto finanziario, che qualcuno pensa di poter trasformare in una medaglia da appendere alla giacca per certificare la sconfitta politica di Leoluca Orlando, ma che l'amministrazione Orlando abbia fallito sotto pressoché ogni punto di vista lo sanno tutti. Non serve, non servirà a condannare Palermo e la prossima amministrazione alla baratro del dissesto per poter fare una campagna elettorale apparentemente più facile. Avevamo l'opportunità di evitare il dissesto che porta in automatico tutte le tasse e i costi di tutti i servizi ai massimi, di legge da cui sarà difficilissimo uscire per decenni. Avevamo la possibilità, se solo la politica avesse scelto di assumersi la responsabilità dei propri atti, di approvare un piano di riequilibrio che, seppur doloroso, avrebbe lasciato ancora aperti degli spiragli per poter lavorare al futuro di Palermo. Un giorno triste proprio per Palermo, quello dello scorso 11 aprile, condannata da Orlando al declino e condannata da una parte della politica a rimanere per lunghi anni nell'inferno che sarà il dissesto. Così il consigliere comunale Marianna Caronia. Ma facciamo un passo indietro. Siamo a lunedì scorso, il Consiglio Comunale boccia l'aumento IRPEF e manda a gambe all'aria il piano di riequilibrio che il sindaco aveva faticosamente concordato a Roma. 180 milioni di euro in 20 anni per provare a chiudere il bilancio. Su 26 presenti, 3 favorevoli, 6 astenuti e 17 contrari. Sintomo che la maggioranza che ha sostenuto Orlando non esiste più. La sinistra palermitana è ormai all'angolo e le prossime elezioni ne sanciranno l'uscita di scena, dice Carolina Varchi, candidata a sindaco di Fratelli d'Italia.
Esulta Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco di Più Europa e Azione, scongiurato un nuovo atto di irresponsabilità politica e amministrativa, scrive infatti su Facebook. Adesso chiediamo che l'intero piano di riequilibrio e il conseguente accordo con lo Stato vengano rivisti e discussi dal prossimo sindaco con più autorevolezza. Esultano anche 5 Stelle, scongiurato il pericolo degli aumenti dell'addizionale comunale IRPEF. Il Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare con i suoi rappresentanti a Roma affinché il governo intervenga per salvare Palermo. Occorre un piano nazionale per Palermo, lo dicono i consiglieri Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo e Concetta Mella. Si schiera a difesa dell'amministrazione il candidato sindaco del centro-sinistra Franco Miceli. Non si comprende, dice, perché lo stesso Consiglio abbia prima approvato un piano di riequilibrio che prevedeva un aumento IRPEF per poi rifiutare la delibera conseguente e persino la possibilità di rendere il tributo proporzionale al reddito, consentendo così di non gravare sulle categorie più fragili, aggiunge ancora Miceli. Il Consiglio Comunale di Palermo ha finalmente bocciato la delibera proposta dalla Giunta. La bocciatura pone la parola fine sul principio illiberale per il quale siano i cittadini a dover pagare con le proprie tasse tutti i disastri di questa amministrazione, lo dichiara invece il consigliere comunale Leonardo Canto. Il sindaco ha torto, il comune non andrà in dissesto. Bocciando l'aumento delle aliquote IRPEF, il Consiglio ha deciso di non far pagare le colpe di questa amministrazione ai cittadini. Così invece il presidente del Consiglio Comunale Totò Orlando neanche per il resto della giunta, a certi assessori nessuno li conosce. La pandemia forse ce la siamo messa alle spalle, varianti a parte, quindi speriamo che non si ripresenti a fine estate. La ripresa economica ancora non arriva, speriamo in una stagione turistica che dia respiro al comparto, all'industria dell'accoglienza. E poi ci sono i riflessi della guerra, che si riverberano anche su nostre produzioni, in particolare quelle dell'agroalimentare. C'è una propensione nuova dei nostri operatori a esportare verso paesi come la Russia. La Russia in questo momento ci fornisce il gas, incassa $1 miliardo al giorno, però sono bloccate le esportazioni e quindi questo crea uno scompenso che avrà riflessi anche sull'economia locale. Le imprese di cosa hanno bisogno maggiormente come primo provvedimento in questo momento proprio per rivitalizzarsi? Ma bisogna mettere mano a riforme che hanno un impatto diretto sul sistema delle imprese, sburocratizzare e agevolare tutti gli investimenti, soprattutto quelli che sono in linea con il New Green Deal e quindi con il PNRR. Bisogna far in modo che gli investimenti, soprattutto quelli di tipo infrastrutturale, non solo in infrastrutturazione materiale, anche quelli immateriali, quindi digitalizzazione e velocizzazione di tutto quello che consente di mettere in atto investimenti. C'è la questione delle ZES, una grande opportunità, però ancora non siamo pronti. C'è una perimetrazione, però ancora non si è dato modo alle imprese di cogliere le opportunità di investire nelle aree ZES. Quindi questo quadro determina ancora grande incertezza, in un clima complessivo però bisogna dirlo, di grande fiducia e di grande volontà di rimboccarsi le maniche e fare presto e bene. Vertenza ex Bluetech, Roberto Mastrosimone, segretario CGIL Sicilia, lancia un grido d'allarme. Vediamo. Era il 31 dicembre del 2011 quando la Fiat decideva di chiudere lo stabilimento di Termini Imerese. Sono passati più di 10 anni da quel giorno, abbiamo incrociato tutte le forze politiche, diversi governi, tutti si erano impegnati a trovare una soluzione per industrializzare Termini Imerese. Ad oggi i lavoratori sono in cassa integrazione straordinaria, in amministrazione straordinaria, lavoratori ex Fiat, i 300 dell'indotto sono stati tutti licenziati e ancora oggi attendiamo una soluzione industriale e occupazionale sia per il territorio che per i lavoratori coinvolti. Per queste ragioni abbiamo chiesto la convocazione urgente in Sicilia, a Palermo, di un tavolo dove vede impegnato tutti
tutte le istituzioni per dare finalmente una risposta concreta alla sofferenza di circa 1000 lavoratori che attendono una soluzione da troppi anni e soprattutto, come dire, un intero territorio che vuole ripartire e la zona industriale e la rioccupazione degli ex lavoratori Fiat dell'indotto può diventare un'opportunità per tutti. Un albero per il futuro, piantata a gemma dell'albero di Falcone nel giardino della memoria dell'Istituto Roncalli di Grotte. Vediamo. Continuare il percorso di educazione civica cominciato nel nostro istituto a settembre e seguito da un team di docenti professionisti, oggi abbiamo voluto mettere a dimora una gemma del ficus di Falcone. È un'iniziativa fatta dall'Associazione Falcone, dal Ministero della Transizione Ecologica e che ha visto protagonisti le gemme del nostro istituto, nel senso che hanno messo proprio a dimora questa gemma 3 nostri ragazzini facenti parte della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Perché piantare un albero è un ideale collante tra generazioni, significa mettere radici, sapere aspettare, vivere nel ritmo della natura e contribuire al futuro della terra. Accanto alla gemma abbiamo voluto mettere una targa in cui recitiamo una delle frasi più famose di Falcone che sicuramente ci danno sprono di andare avanti. La cito per esteso: gli uomini passano ma le idee restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di tutti gli uomini. Questo è l'augurio che voglio fare ai nostri ragazzi, ma in verità lo voglio fare a tutti i ragazzi che studiano e che stanno in qualche modo decidendo quale sarà la loro strada. Perché sollecitare i giovani alla cultura della legalità? L'Arma dei Carabinieri è sempre stata vicina alle scuole facendo un'attività di promozione della legalità per favorire la creazione di una cittadinanza attiva, dei cittadini del futuro che siano responsabili e impegnati nella giustizia e nella sostenibilità. Le esigenze sono cambiate adesso, non basta solo promuovere la legalità, ma oramai sono valori fondanti della Costituzione, la tutela dell'ambiente e la tutela anche degli animali. Per questo motivo l'Arma dei Carabinieri vuole non solo portare un messaggio di promozione della cultura della legalità, ma anche della sostenibilità ambientale. In questa attività si inserisce il progetto Un albero per il futuro, nel quale noi vogliamo appunto portare il nostro contributo di professionalità e di esperienze al mondo della scuola, che già comunque ha nel suo programma formativo l'educazione civica ed ambientale. Quindi noi vogliamo essere vicino alle scuole, vicino ai cittadini, per contribuire a creare insieme col corpo di docenti promuovere la cittadinanza attiva e quindi promuovere una società futura che sia equa, giusta e solidale. Il progetto è un più ampio progetto, la gemma di Falcone infatti fa parte del progetto Un albero per il futuro. Tutte le scuole, gran parte delle scuole d'Italia stanno aderendo ed è un progetto di legalità ambientale, un progetto che parte dal Ministero della Transizione Ecologica e è fortemente voluto dall'Arma dei Carabinieri, di cui è il partner fondamentale. In particolare la gemma di Falcone che oggi mettiamo a dimora nella scuola di Grotte è appunto un clone dell'albero di Falcone, l'albero che, come tutti sanno, questo ficus microfilla, scientificamente si chiama Columnaris magnolioides, è stato prelevato dall'albero che cresce e vive ancora nei pressi di quella che fu l'abitazione del giudice Falcone, per essere trapiantata in gran parte delle scuole d'Italia e di tutte quelle che stanno aderendo al progetto. Il progetto ha la finalità dell'educazione alla legalità ambientale. Noi con questo progetto vogliamo creare un bosco diffuso in tutta Italia, in più di 5.000 scuole che hanno aderito, e sono già 50.000 le piantine che sono state consegnate o che verranno consegnate nel breve periodo. Questo bosco
verrà analizzato e verrà anche seguito dai ragazzi che stanno mettendo a dimora queste piantine attraverso un'applicazione web. Infatti le piante saranno dotate tutte di un QR code che verranno geolocalizzate, per cui ogni studente che man mano crescerà potrà vedere la propria piantina curata e avrà modo di vedere pure quanta anidride carbonica verrà sottratta dall'aria. Dicevo che comprende un discorso più ampio di legalità, perché in mezzo a questo progetto si inserisce e si innesta l'albero di Falcone, che è appunto un tributo a questa terra di magistrati. Siamo nei pressi della città natale del giudice Nevatino, che ha pagato un alto contributo di sangue per la lotta alla mafia, per cui il messaggio che noi vogliamo lasciare ai giovani ragazzi è quello della cultura della legalità rivolta all'ambiente, ma nella sua, diciamo, interezza a 360 gradi. La gemma di Falcone lo dice tutto, si tratta di germogliare, di fare nascere, di curare e di fare crescere appunto la cultura della legalità e la cultura della tutela dell'ambiente. Infatti non dimentichiamo che un altro punto importante della nostra giornata, la giornata di oggi, è la tutela dell'ambiente. Come amministrazione in questi anni abbiamo cercato di migliorare, abbiamo fatto di tutto per promuovere la cultura della tutela dell'ambiente. Abbiamo raggiunto ottimi risultati, ma chiaramente ancora non basta. Per quanto riguarda invece la gemma e l'albero di Falcone, per me è una grandissima emozione. Ricordo ancora, ero uno studente universitario di primo anno in occasione dell'attentato al giudice Falcone, quindi ricordo ancora quei momenti, ero a Palermo e quindi li rivivo sempre con grande emozione. Un grande sacrificio quello di Falcone, non solo di tutti i magistrati, ricordiamo quello di Livatino così vicino a noi, ma anche di Saetta, ma di tanti altri magistrati che devono continuare a vivere nei nostri cuori, ma devono continuare a vivere nella nostra quotidianità, e sono certo che i nostri studenti apprezzeranno, come hanno fatto per le precedenti manifestazioni, anche oggi apprezzeranno questo meraviglioso gesto, e sono certo che aiuterà a diffondere questo senso di legalità che deve diventare qualcosa di normale, e quindi spero che prima o poi se ne possa parlare sempre di meno, nel senso che sia qualcosa che cresca insieme ai ragazzi. E Dio vide che tutto quello che aveva creato era buono, e quindi gli alberi, le piante, il mare, tutto era buono. Ma quando ha creato l'uomo e la donna disse: l'opera più importante siete voi. Allora, innanzitutto il progetto nasce da un buon rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna, con il presidente del Parco Carlo Caputo, che già da subito, dal suo insediamento, abbiamo iniziato a collaborare, e l'anno scorso abbiamo già firmato un protocollo d'intesa a livello regionale per la collaborazione con l'Umbria Sicilia, e da quel piccolo passo che era il protocollo abbiamo nell'arco dell'anno sviluppato un'idea di progetto anche di una rete di punti di informazione e accoglienza turistica che è proprio del parco, che trovano nelle sedi delle Proloco, che già sono attive in questo senso, trovano la casa ideale. Il parco, l'informazione la trova proprio nella sede delle Proloco, grazie ai nostri volontari e a tanti appassionati che vivono il mondo delle Proloco, che conoscono il territorio del Parco dell'Etna e quindi lo possono proporre ai tanti amanti, turisti che vengono a visitare il nostro territorio. Assolutamente, il progetto ci ha dato anche della possibilità di utilizzare degli strumenti in più, ci dà la possibilità che abbiamo avuto di fare anche del materiale nuovo, materiale tradizionale, ma anche materiale che andrà anche a utilizzare le nuove tecnologie, quindi i web attraverso filmati che andranno a promozionare proprio il lavoro del parco e il lavoro che fanno le Proloco sul territorio, quindi diciamo una grossa mano d'aiuto e a quello che è proprio lo sviluppo del territorio. Innanzitutto dobbiamo dire che le Proloco da questo punto di vista sono anche già dei piccoli maestri, perché vivono anche di per sé il territorio e lo conoscono anche bene.
Sì, un'attenzione che le Proloco ormai pongono da anni nell'ambito del turismo sostenibile e dell'attività ambientale. Una collaborazione con il Parco dell'Etna nata tanti anni fa che si consolida grazie alle attività proposte con questo progetto. Ringraziamo il Presidente del Parco per l'attenzione che ha avuto sia nel riconfermare e aggiornare il protocollo con le Proloco dell'area etnea, sia nel voler concretizzare anche con atti concreti appunto questa collaborazione, fornendo le nostre sedi di strumenti utili ad accogliere i turisti. Questo va in direzione con l'attenzione che abbiamo voluto porre a livello nazionale attraverso alcuni momenti quali gli Eco Days che organizziamo a livello ormai nazionale da diversi anni e che vuole puntare appunto al valore delle Proloco all'interno dei parchi naturali. Questo va a inserirsi in questo contesto, è un processo che vuole valorizzare le attività che vengono svolte nell'ambito ambientale, naturalistico e culturale, di valorizzazione e di legame forte tra i territori e le aree naturali. Grazie a questa collaborazione con il Parco dell'Etna si riesce a concretizzare ancora meglio un po' la nostra iniziativa in questo ambito. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.